Dai. Non gaffo. Bene, era qua che pilona di moto ho messo davanti, che sono vizioso, la mia davanti, fila di moto infinita, bella, bel gruppone di 10-12 moto, era qua pronti, pranzettino e poi si parte per il giro ufficiale. Stamattina giretto d'allenamento, top. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti e benvenuti se non siete mai venuti su questo canale, bentornati ai miei iscritti e anche a quelli che non sono ancora iscritti. Io sono Giampaolo e questo ovviamente è Ciccio Benza. Ciccio Benza in Garfagnana insieme a Maxi Adventure Toscana, questo gruppo fantastico che fa base qui, che organizza tour, carovane, corsi e quant'altro. Vi invito a cercarli su internet, a trovarli qua sotto in descrizione per tutte le informazioni che vi servono. Comunque oggi giornata fantastica, sole incredibile, è pomeriggio perché abbiamo fatto un po' di altri giretti nella mattinata, anzi vi lascio qua in alto il video dell'ultimo giro e adesso stiamo andando alla prima parte del percorso di oggi che ci porterà a Prato Fiorito e poi più tardi andremo a Foce del Giovo. Bel gruppetto di moto, siamo 12-13 moto, come sempre ci sono Vittorio e Alessandro in testa e in coda come guide del Maxi Adventure Toscana, ecco ci ha appena volato Alessandro, e poi sono in compagnia come sempre in questi giorni questo gruppozzo di folli padovani che si chiamano Moto Schizzati, Vittorio, suo fratello Manuel, Cristian e Alessandro con cui abbiamo fatto il viaggio di andata e i primi giri. Iscrivetevi al canale perché siete in tanti che vedete i video e non siete iscritti, che è molto facile, andate qua sotto, premete il pulsantino, iscriviti, attivate la campanellina, un video a settimana ogni lunedì alle 18, super costante sempre, potete anche venire su tutti gli altri miei social, Instagram prima di tutto e poi anche Facebook. A few moments later. Prato Fiorito, orrido di Botri, mi sa che si comincia. Ghiaione, metto la prima, un po' di crampotti alla mano destra, figata cazzo. Ecco, la gente che mi supera. Oh, stancante questa roba. Super stancante ragazzi. Vorrei fermarmi. Figata. Io odio gli arroganti, quelli che sorpassano, sterrato. Sì. Ecco. Quella gente è brutta che ti supera così male e che ti fa arrivare i sassi in faccia, vero? Siamo tutti tranquilli, beati sto animale. Boaro proprio. Proprio boarasso proprio. Come un boarasso proprio. Dove dovrai andare? Dove dovrai andare? Dietro i campi? Dove dovrai? Ai tenori, fate solo gli arroganti. A few moments later. Ripartiamo. Ok. Bellissimo, stupendo cazzo, stupendo, ma andiamo piano, stupendo ma andiamo piano.
Allora, stamattina Vittorio mi ha detto mi raccomando di stare sempre il più possibile a monte e noi ci proviamo. Non voglio perdere troppo il contatto visivo per vedere cosa fanno davanti. Figata. Ah, che panorami belli e che posto fighissimo. Wow, che roba ragazzi. Che roba. Ok. Ok. Eccola. Andiamo a riprenderlo. Ah, ragazzi, scusate se parlo poco come sempre, ma è abbastanza impegnativo a livello fisico fare sta roba e parlare insieme, Beh, bellissimo. Veramente posto stupefacente, ragazzi. A few moments later. Ok, eccolo qua. Ok. Madonna ragazzi, ma cagarsi addosso. Eccolo qua, ho paura. Vai, non ti fermare. Dai. Terra rossa qua. No. Ce la fai. Dai. No, morire. Ragazzi, che fatica. Dove cazzo vi porto? Che fatica, fioi. No, mi so cagare in mano. Mi so cagare in mano come la merda. A few moments later. Dopo un gran ristoro ci siamo fermati un po' su Prato Fiorito. Adesso scendiamo verso l'Orrido. Bella anche questa strada. Bellissimo sto gruppo. Mi sto divertendo veramente tanto. Tanta paura, ma dai, figata. Sono eccitato! Sì, sono troppo eccitato! Figata. Adesso ho mollato anche i 3 click, il mono posteriore, l'abbiamo aperto un po' per renderlo un po' più morbidino, vediamo. Sto piano piano imparando il comportamento della moto. Figo, beh cazzo, questo passaggio qua così nel bosco è bellissimo, cazzo. Veramente bellissimo. Stupendo. Suppa. Ok. Ecco, fortuna che bene, per fortuna. Bene, con Alessandro davanti
posso andare anche su per i muri praticamente. No, però. Ok. Ok. Oh. Ok, grande, grandissimo, grandissimo, Venza bravo. Sì, panorama fantastico. Ok, questo sasso smosso non mi piace, molto faticoso. Ok, questo non mi piace. Questo non mi piace. Ragazzi, che fatica. No, che fatica. Ragazzi, che fatica. Sì, bello il panorama, ma io mi cago addosso. Che fatica boia. A few moments later. Vabbè, se sta bello. Zio. Oh beh, ottimo, ottimo proprio, ottimo e abbondante direi, ottimo e abbondante. Mamma che stanchezza, ragazzi, sono veramente cotto. Oh beh, ottimo. Oh. No, andare tanto avanti tesoro. Ok. Non gaffò. Metro, sono io. Ok. Ok. Vado pianissimo perché sono veramente lesso, ragazzi. Vabbè, poi lo so, anche questo. Ragazzi, sono veramente stanco e in difficoltà. Panorama mostruoso. A few moments later. Mi voglio mettere davanti, passato sto pezzo. Il suono di passi. Ok. Mamma mia che brutta che è. Ok. Mamma che brutta che è. Qui eravamo comunque alla foce del Giovo, o foci del Giovo. Adesso stiamo scendendo dal lato dell'Emilia, una strada dicevo vecchia di 200 anni, vietata, ma grazie a Maxi Adventure abbiamo il permesso di farla e quindi noi la facciamo. Ok, Alex mi passa così, mi fa vedere le traiettorie. Mamma che brutta che è. Oh, ok. Bella difficile questa. Bella difficile, dicevo che sono tutti i miei artigli, detto che qua tra un mese, quando è il momento di raccoglierli,
Ah, madonna che panorama, bellissimo. Very very stancante, sasso smosso così in discesa, veramente difficile. Madonna, oh. Che brutta che è. No, da macro, ragazzi, cioè no, che brutta. No, mi devo fermare un secondo. One eternity later. Ok. C'è stato uno con un mulino 3,50 due sopra, cazzo, venisse mangiare. A few moments later. Ok. Ah, fortuna che era facile questa. Sommare Homos è facile. Bellissima, guarda che roba. Bellissima. Ecco. Ma difficile. Ma cos'è fresco? Tornantino, tornantello, a me ne piace ciaparlo nel idocro. Ah no, da macro. Ragazzi, che fatica, idocro, questa strada, fatica, Dio buono. Scende anche in fretta perché mi sono già tappate le orecchie 2 volte. Definia! Poi tocco! Grazie! Grazie signore, grazie! Grandissimi! Troppo figo! Pronti? Ok ragazzi, bene. E anche per oggi sabato 19:16 abbiamo finito lo sterrato. Io sono Lesso, spero che questo cavolo di video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentatelo, andate a vedere la pagina di Maxi Adventure Toscana, venite a fare un giro in Toscana così fate sterrato, fate strada, fate il cazzo che volete, basta che lo facciate con 2 ruote e godetevi la vita ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video, ciao.